Ed è tutto pronto anche per questa seconda corsa dall'Arcoveggio, una prova per soggetti di 3 anni, come quella precedente. Questa volta il livello si abbassa, ovviamente, non vincitori di 7.500 euro nella carriera. I gentleman in Salchi, 1 Canal Grande Rob, 2 Cartier, con 3 Carbonella, 4 Calis LL, 5 Conan Pizza, 6 Caolila Sì. In seconda fila 7 Chocolat Sì, 8 Chames dei Greppi, 9 Casanova Adri. L'allineamento va a formarsi lungo la curva di sinistra, è stata scelta come netta favorita Canal Grande Rob, che è scesa ampiamente di quota. L'avversaria Carbonella invece con quota in salita. 1 e 3 i numeri da seguire. Si va in partenza. Sbaglia Calis LL. Canal Grande Rob cerca di tenere la corda all'esterno, però è molto veloce Conan Piz, che sopravanza tutti e scende alla corda in vantaggio. In seconda posizione c'è Canal Grande Rob avanti a Carbonella, poi Casanova Adri che avanza subito per linee esterne. Dopo 200 metri in 14,5, Conan Pizza in vantaggio, Canal Grande si presenta all'esterno e Casanova Adri si fa posto in terza posizione avanti a Carbonella, quindi ancora Cartier che precede Chames dei Greppi, 400 in 29,2. Corre davanti Conan Pizza, che l'ha presa decisamente allegra e ha scelto di correre all'avanguardia. Canal Grande Rob prova a rispostare all'esterno, vediamo se le intenzioni sono cambiate. 600 in 44,9. Conan Pizza guida, Canal Grande Rob che sta allerta in seconda posizione, poi Casanova Adri, quindi ancora Carbonella, Chames dei Greppi, Cartier. Fila indiana molto allungata, 800 in 1 minuto, e Canal Grande Rob cerca di passare sulla piegata di destra nei confronti di Conan Piz, che ha esaurito il gas e ora va in crisi anche un po' meccanica. Casanova Adri che cerca di scavalcare lo stesso Conan, poi ancora Carbonella e Chames dei Greppi, il chilometro in 1,15,5 la rottura di Conan Pizza. Canal Grande Rob in vantaggio e Casanova Adri che prova ad andare all'attacco all'esterno, poi Chames dei Greppi che passa in terza posizione sulle difficoltà di Carbonella, 1.200 in 1,37. Canal Grande Rob in vantaggio, Casanova Adri all'esterno, poi Chames dei Greppi una quindicina di metri più indietro. Canal Grande che ha respinto l'attacco di Casanova Adri e si allunga lungo i birilli per venire a rifinire il percorso. Gli ultimi 200 metri in 15,3, la retta d'arrivo per Canal Grande Rob che ha debellato tutti i tentativi di Casanova Adri. Viene a vincere comodo al comando con Filippo Monti in Salchi per il training di Manuel Galeazzi, colori della signora Annalisa Consoli, al secondo Casanova Adri, al terzo Chames dei Greppi. 1,15,6 il ragguaglio cronometrico per il successo facile di Canal Grande Rob, seguita giustamente al gioco. Filippo Monti e Manuel Galeazzi vengono a vincere questa seconda corsa all'Arcoveggio con il successo netto della figlia di Moses Rob.